Gli agenti della Digos di Enna hanno arrestato 2 imprenditori di Cammarata che si occupano di smaltimento di rifiuti nel Val Guarnera. Sono Calogero e Giuliano Traina, padre e figlio. Il sindaco di Racalmuto, Calogero Buongiorno, scrive al presidente Mattarella e al capo del governo Meloni chiedendo un tavolo tecnico per risolvere la questione idrica. Gli autobottisti agrigentini oggi hanno protestato davanti alla sede dell'AICA per le problematiche nell'approvvigionamento idrico. Domani incontro in prefettura. Reso noto il programma per la festa di San Calogero, ricco di eventi, le 2 processioni saranno il 7 e 14 luglio. Visita dei sindacati della Polizia Penitenziaria al carcere di Agrigento che hanno documentato il degrado della struttura agrigentina. Una donna è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione a Raffadali. Assolto il 37enne raffadalese accusato di maltrattamenti in famiglia, il fatto non sussiste. 3 uomini denunciati per accesso abusivo al sistema informatico, l'autore della truffa è un agrigentino di 32 anni. Avviati i servizi di pulizia e bonifiche delle spiagge a Palma di Montechiaro, i servizi affidati al sindaco Castellino alla società Palma Ambiente. Si è tenuta l'annuale assemblea degli arbitri agrigentini, premiati coloro che si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno sportivo. Benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 2 luglio mercoledì. Gli agenti della Digos della Questura di Enna hanno tratto in arresto Calogero e Giuliano Traina, rispettivamente padre e figlio di 71 e 47 anni, di Cammarata, entrambi imprenditori che si occupano di smaltimento di rifiuti e gestiscono un'importante azienda che opera al Val Guarnera in provincia di Enna e Servizio. Altro terremoto giudiziario in provincia di Agrigento. Lo scrive oggi Grandangolo. La polizia di Enna, infatti, ha arrestato nella giornata di ieri 2 imprenditori di Cammarata, Giuliano Traina e il padre Calogero, in un'inchiesta coordinata dalla procura di Enna. Padre e figlio gestiscono una importante azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti anche nell'Ennese e, in particolare, a Val Guarnera. I Traina si trovano adesso ai domiciliari. Al momento non è chiaro il motivo del provvedimento, ma sembrerebbe che l'ambito sia proprio quello della gestione dei rifiuti. Giuliano Traina, già presidente della squadra di calcio Camarat, è consigliere comunale in carica a Cammarata e lo scorso aprile è stato eletto anche consigliere provinciale nella lista Uniti per la città che faceva riferimento all'ex deputato regionale Roberto Di Mauro e che ha portato alla vittoria del presidente Giuseppe Pendolino. Il sindaco di Racalmuto, Calogero Buongiorno, scrive una lettera alle istituzioni, al Presidente della Repubblica Mattarella, al Capo del Governo Meloni, al Ministro per l'Ambiente e al Prefetto di Agrigento, chiedendo di convocare urgentemente un tavolo tecnico per risolvere la crisi idrica e servizio. Il sindaco di Racalmuto, Calogero Buongiorno, visto il proliferare della gravissima emergenza idrica a Racalmuto e nella provincia di Agrigento, ha scritto una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni, al Ministro dell'Ambiente Picchetto, Frattin e per conoscenza al Prefetto di Agrigento e a tutti gli enti interessati a livello regionale e nazionale. La lettera cita: è innegabile che da qualche anno la Sicilia e la provincia di Agrigento e il comune di Racalmuto sono interessati da una gravissima crisi idrica aggravata in queste ultime settimane da frequenti interruzioni e riduzioni della fornitura di acqua potabile con conseguenti ripercussioni sulla popolazione e sulle attività produttive e sui servizi essenziali. Atteso che in molti comuni dell'Agrigentino e a Racalmuto, continua il primo cittadino, la situazione della crisi idrica nei prossimi giorni potrebbe diventare drammatica sia per la calura estiva che richiede più acqua, sia per il notevole aumento della popolazione stante il rientro di molti emigrati per le ferie estive e per la prossima festa di Racalmuto, la compatrona Maria Santissima del Monte. Interpretando anche la volontà dei colleghi sindaci della provincia di Agrigento, si chiede l'urgenza convocazione di un tavolo tecnico con tutti gli attori del settore, nazionali, regionali e locali,
per individuare idonee soluzioni immediate per superare l'attuale gravissima crisi idrica anche attraverso il trasferimento di volumi idrici da un invaso all'altro, intervento straordinario sulle reti idriche per la pianificazione di misure strutturali di medio e lungo termine per la risoluzione definitiva della storica crisi idrica in Sicilia. Ogni ulteriore ritardo, evidenzia il primo cittadino di Racalmuto Buongiorno, potrebbe causare devastanti conseguenze sia sotto il profilo igienico-sanitario e dell'ordine pubblico dei comuni interessati, stante che i sindaci, quali rappresentanti delle istituzioni, punti di front office con i cittadini, hanno difficoltà a contenere e fronteggiare la giustificata rabbia dei cittadini esasperati. Apprezziamo molto gli interventi programmati dai governi nazionali e regionali per le infrastrutture e l'ammodernamento dell'isola, ma oggi la priorità è la risoluzione della gravissima crisi idrica, conclude la lettera sindaco di Racalmuto, Calogero Buongiorno. E gli autobottisti agrigentini oggi hanno protestato davanti alla sede dell'AICA. Tra le richieste principali, tempi di carico più rapidi, più bocchettoni a disposizione e una maggiore organizzazione. Domani è stato fissato un incontro in prefettura ad Agrigento per discutere sulla problematica nella speranza di avere delle risposte adeguate. Il servizio. Esplode la rabbia degli autotrasportatori dell'acqua di Agrigento. Stamani, dopo la protesta di ieri e la vana promessa del sindaco di Agrigento l'immediato interessamento con una soluzione, la protesta si è spostata davanti alla sede di AICA con toni decisamente più forti, come scrive Report Sicilia di Agrigento. Una ventina di autobotti ha invaso lo spiazzale antistante, gli uffici dell'azienda consortile. Un coro di clacson ha accompagnato l'avvio di una manifestazione che, pur rimanendo pacifica, è diventata un vero e proprio inverno acustico. Lo facciamo per farci sentire, spiegano i manifestanti. Non possiamo lavorare e AICA è il nostro principale ostacolo. Tra le richieste principali, tempi carico più rapidi, più bocchettoni a disposizione e maggiore organizzazione. I cittadini sono esasperati, noi siamo il loro unico mezzo per avere un po' d'acqua, dicono gli autobottisti, ma l'AICA ci costringe a ore e ore di attesa e la situazione peggiora ogni giorno. Nonostante l'aumento della portata d'acqua, che secondo dati non ufficiali supererebbe i 200 litri al secondo contro gli 80 dello scorso anno, l'acqua continua a non arrivare regolarmente nelle case. Dopo l'inizio della manifestazione, i vertici di AICA, in assenza del Consiglio di amministrazione, sono usciti nel piazzale per incontrare i manifestanti, un segnale di apertura che però non ha placato la tensione. Oggi siamo qua in 20, avvertono gli autobottisti, ma se non arriveranno risposte concrete, domani saremo il doppio e continueremo finché non potremo tornare a lavorare con dignità. Questa non è una battaglia di categoria, è una battaglia per la città di Agrigento. Per domani è stato convocato un incontro con il prefetto di Agrigento Caccamo per discutere e risolvere l'intera problematica. Reso noto il programma ufficiale dei festeggiamenti in onore di San Calogero, le date delle processioni, il 7 e 14 luglio, un programma ricco realizzato con la supervisione di Don Gerlando Montana Lampo, rettore del santuario di San Calogero. Il servizio. Reso noto oggi il programma ufficiale dei festeggiamenti in onore di San Calogero, le date delle processioni, previste per il 7 e il 14 luglio, un programma ricco realizzato con la supervisione di Don Gerlando Montana Lampo, rettore del santuario di San Calogero. La festa al santo più amato degli agrigentini prenderà il via venerdì 5 luglio con la 18ª edizione del Veneravilla dell'Associazione Portatori di San Calogero. Previste inoltre la degustazione e la distribuzione dei prodotti tipici locali caseari e dei cannoli siciliani, mentre alle 21 inizierà lo spettacolo musicale con la presenza dei Tammura di Girgenti, l'orchestra dei maestri siciliani, Tom Sinatra, il gruppo folk Città di Agrigento e la band Atte. Veneravilla avrà seguito venerdì 12 con la passeggiata dei bambini di San Calogero da Piazza Municipio al Santuario, l'esposizione delle vespe storiche e delle motoapi bardate, tutti confermati i vari momenti della festa. Quello più suggestivo sono quelle dell'uscita del santo dal santuario, la prima domenica 7 luglio, con l'uscita a mezzogiorno, la processione
Si snoderà per il centro storico con l'arrivo a Porta dell'Addolorata, prima alle 10:30 nel santuario la Santa Messa presieduta da Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Lunedì 8 luglio alle 20:30 sarà inaugurata la mostra fotografica sulla processione di San Calogero a cura della confraternita, mentre mercoledì 10 si terrà la benedizione dei bambini e delle mamme in attesa e dalle 20:30 del giovedì la manifestazione San Calogero abbraccia la valle a cura dell'associazione I Tammura di Girgenti al Teatro Giunone. La domenica conclusiva, quella del 14 luglio di primo mattino, la tradizionale Sagra del Grano con la processione offertoriale, alla quale prendono parte i portatori e i fedeli con gli ex voto, i prodotti della terra e di artigianato, seguiti dal corteo con i Tammuninara, la banda musicale, i carretti siciliani e altri animali. L'uscita dal santuario è prevista alle ore 13, il simulacro percorrerà tutta la via Atenea. Le due processioni serali del 7 e del 14 luglio, novità di quest'anno, prenderanno il via alle ore 22. A concludere saranno i famosi giochi pirotecnici. I sindacati della Polizia Penitenziaria hanno effettuato una visita al carcere di Agrigento focalizzandosi sulla sicurezza del personale e le condizioni di lavoro. Le sigle sindacali hanno espresso forti preoccupazioni riguardo alla situazione interna al penitenziario. Il nostro servizio con le interviste. I sindacati della Polizia Penitenziaria hanno effettuato una visita al carcere di Agrigento focalizzandosi sulla sicurezza del personale e le condizioni di lavoro. Le varie sigle sindacali hanno espresso preoccupazioni al riguardo alla situazione interna al penitenziario agrigentino. Durante la visita i rappresentanti sindacali hanno documentato lo stato di degrado della struttura, le varie criticità legate alla sua sicurezza, sollevando questioni importanti per il benessere e la sicurezza del personale della Polizia Penitenziaria. In particolare le sigle sindacali hanno evidenziato le condizioni di lavoro, la necessità di migliorarle all'interno del carcere, sottolineando la carenza di personale e di risorse, preoccupazioni sulla sicurezza del personale a causa della carenza di organico e di mezzi adeguati, la necessità di interventi di manutenzione e di ristrutturazione della stessa struttura. I sindacati inoltre hanno sottolineato l'importanza di affrontare tempestivamente queste problematiche per garantire un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso per il personale e per assicurare il corretto funzionamento della struttura carceraria agrigentina. Le chiedo quali sono i problemi maggiori che ha riscontrato girando le carceri siciliane. C'è un filo conduttore che purtroppo è la carenza di organico del personale di polizia penitenziaria, che è marcatissima, manca il 40% oggettivo di personale, Agrigento addirittura di più. La situazione è caratterizzata in tutti gli istituti da un sovraffollamento molto evidente, di oltre il 130%. In questo causa una serie di eventi critici che fanno della Sicilia la regione peggiore d'Italia da questo punto di vista per numero di eventi critici. Cosa intendiamo per eventi critici? Detenuti che si picchiano tra di loro, suicidi, ma soprattutto, ahimè, i detenuti che picchiano i poliziotti penitenziari. Rispetto al dato di 4 anni fa è aumentato del 700% questo dato, è un dato veramente spaventoso, sembra di stare in guerra. Soluzioni noi abbiamo scritto alcune settimane fa, è riscritta adesso al Presidente della Repubblica per chiedere un suo autorevole intervento. Il primo e più importante provvedimento che serve è andare a deflazionare gli istituti penitenziari, perché siamo al massimo storico di detenuti dal 2013, 64.000 detenuti. E poi servono una serie di riforme strutturali che vadano a prevedere che chi ha una malattia psichiatrica, alcol-dipendenza o tossicodipendenza, non venga affidato agli istituti carcerari, considerato che questi sono 13.000 rispetto alla posizione totale. Gli interventi da fare sono tanti, ma il primo è assolutamente il primo punto di partenza, andare a deflazionare con dei provvedimenti di clemenza nei confronti della popolazione detenuta.
Purtroppo i carceri italiani oggi sono in sofferenza grazie al taglio che ha fatto l'ex ministro Madia quando già il personale della Polizia Penitenziaria è carente di oltre ben 8.000 unità, adesso la Polizia Penitenziaria è ridotta all'astrico a causa proprio di questi tagli fatti dai governi scellerati che si sono succeduti negli anni. Siglato ieri il protocollo Helios tra la Questura e l'ASP di Agrigento per fronteggiare episodi di violenza domestica e stalking. Sentiamo in merito il questore di Agrigento Palumbo e il presidente dell'ASP Capo 10. È un accordo, è un progetto nuovo fatto con l'azienda sanitaria provinciale, anche per ampliare quella che è la rosa dei servizi che possiamo dare ai soggetti che si rivolgono a questi programmi. Anche per una questione di raggiungibilità, l'ASP è sicuramente alla portata di tutti i cittadini, è un ente conosciuto, è qualcosa che comunque il cittadino si rivolge in maniera fiduciosa e perciò questo protocollo questa volta è stato formato, un protocollo nuovo, è formato proprio con l'azienda sanitaria locale che ha fatto in modo, attraverso quelli che sono i suoi servizi di psicologia, di costruire percorsi individuali per ogni singolo soggetto che in qualche modo si pone a disposizione della struttura con il proprio vissuto, con il proprio disagio, e perciò è giusto dare una rosa di opportunità di percorso, di reinserimento che sia attagliato alla persona stessa. Allora, questo protocollo di questa volta no, perché lo stiamo assolutamente inaugurando adesso. In passato ci sono stati dei soggetti che si sono rivolti alle strutture ma non hanno concluso il percorso. Gli strumenti che offre gli strumenti sono, abbiamo riorganizzato personalizzando a questa tipologia di, scusate se uso il termine di paziente, che non è corretto, a questa tipologia di utenti i servizi di psicologia, qualora la questura ci segnalasse la possibilità di poter prevedere un percorso di recupero per uno di questi utenti e qualora questo utente in maniera volontaria accettasse questo percorso, questa è la condizione più importante, il servizio di psicologia farebbe una prima analisi su quali sono i bisogni di questo utente, che potrebbe essere un tossicodipendente e quindi aver bisogno di un percorso di recupero dall'alcol o da droghe, o se non lo fosse un percorso soltanto di recupero psicologico per capire qual è il disagio che sta alla base del commettere violenze, perché nella maggior parte dei casi magari c'è un disagio che viene da fatti psicologici precedenti della propria infanzia. Allora in questo senso poi sarà reindirizzato dal servizio di psicologia presso le strutture o dei consultori o del DSM, a secondo quale sarà il bisogno che si vedrà. Trovata senza vita all'interno della sua abitazione in vicolo Garibaldi a Raffadali, la Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto l'autopsia per fare chiarezza sulla morte della casalinga raffadalese Maria Giovanni Terrazzino, di 56 anni. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che a quanto pare non riuscivano a rintracciarla. Intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, stando a quanto emerso, non sarebbero apparsi segni di violenza sul corpo, ma sarà l'esame autoptico a stabilire cosa ha messo fine alla vita della 56enne. La salma è stata portata nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Assolto perché il fatto non sussiste, lo hanno deciso i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, il servizio. Assolto perché il fatto non sussiste, lo hanno deciso i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, nei confronti di un 37enne di Realmonte dalle accuse di maltrattamenti in famiglia e minacce,
L'imputato, difeso dagli avvocati Antonino e Vincenza Gaziano, era finito a processo in seguito alle denunce della moglie con la quale era in corso la causa di divorzio. Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione. L'uomo, in particolare, era accusato di aver umiliato, insultato e maltrattato la coniuge per almeno 6 anni. I racconti denunciati dalla vittima non hanno trovato però alcun riscontro nel corso del processo. L'imputato rispondeva quindi anche di aver minacciato di morte non soltanto l'ex moglie, ma anche i genitori di quest'ultima. L'uomo è stato quindi assolto anche da questa ipotesi di reato. 3 uomini sono stati denunciati per truffa e 1 anche per accesso abusivo al sistema informatico in concorso a seguito delle altre indagini condotte dai carabinieri di Cingoli. In tutti e 3 i casi l'attività investigativa è nata dalla querela presentata da alcune persone del posto che sono cadute nei raggiri. La prima truffa è stata verso un trentenne del posto che, interessato all'acquisto di una PlayStation, ha contattato il venditore che aveva pubblicato un annuncio su una nota piattaforma online concordando le modalità di pagamento e di spedizione. Dopodiché la PlayStation non è stata mai consegnata. Le indagini hanno permesso di appurare che l'autore della truffa, un 32enne residente in provincia di Agrigento, titolare della PostePay sulla quale era stato effettuato il bonifico del Cingolano, ha utilizzato parte dei 490 euro ricevuti per pagare una rata di un proprio finanziamento. Avviati i servizi di pulizia e di bonifica delle spiagge a Palma di Montechiaro, affidati alla società Palma Ambiente, a renderlo noto il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Inizia ufficialmente la stagione estiva a Palma di Montechiaro dopo il rilascio dell'autorizzazione demaniale da parte della Regione Sicilia. Il sindaco di Palma, Stefano Castellino, ha dato l'ok a Palma Ambiente, diretta da Mario Stagno, sotto la supervisione dell'area tecnica numero 6, diretta dall'architetto Inguanta, che coordina il tutto di avviare i servizi di pulizia delle spiagge con bonifica quotidiana degli arenili autorizzati. Sono stati posizionati, sempre a cura della società Palma Ambiente, i cassonetti per la raccolta differenziata in spiaggia e sono stati attivati i servizi di salvataggio. Una cooperativa di bagnini garantirà il controllo delle spiagge libere autorizzate alla balneazione dal 1 luglio al 1 settembre. Anche quest'anno, afferma il primo cittadino di Palma, Castellino, siamo nelle condizioni di garantire giornalmente la pulizia in tutti gli arenili comunali, il decoro delle spiagge è un biglietto da visita indispensabile per tanti bagnanti che ogni giorno si recano nel nostro mare. Invito pertanto i bagnanti a osservare un comportamento civile, visto che nelle spiagge ci sono i cassonetti e i cestini dove gettare i rifiuti. Questo quanto affermato dal primo cittadino di Palma, Stefano Castellino. E per lo sport si è tenuta presso i locali della sezione di Agrigento l'assemblea ordinaria della sezione AIA, un importante momento di condivisione e confronto per la vita associativa. Durante l'incontro il presidente Gero Drago ha esposto la relazione tecnica associativa e il bilancio consuntivo per il 2024, entrambi approvati all'unanimità dagli associati presenti. I lavori sono stati presieduti da Giuseppe Rumè con il supporto del vice Edoardo Fragapane e del segretario Salvatore Focà. L'Assemblea ha registrato un'ampia partecipazione e numerosi interventi da parte degli associati, a conferma di un clima costruttivo, armonioso e partecipato. Al termine dei lavori, la serata è proseguita con la consueta conviviale di fine stagione, durante la quale sono stati premiati gli arbitri che si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno sportivo. Il presidente Gero Drago ha dichiarato che quella appena conclusa è stata una delle stagioni più serene e armoniose della nostra sezione. Abbiamo potuto dedicarci al lavoro associativo con impegno, coesione e questo spirito rappresenterà l'ingrediente vincente per affrontare con successo le sfide future.
E questo è tutto per l'edizione odierna del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.